Torniamo in Italia. In Lombardia calano ancora i contagi, prosegue il lavoro dei magistrati che indagano sui decessi nelle case di riposo. In diretta da Milano l'inviata Stefania Battistini. Si migliorano i dati, nella Bergamasca soltanto 30 positivi in più, buoni anche quelli della città di Milano, più 52, numeri comunque a due cifre. Noi continuiamo ad occuparci del dramma all'interno delle RSA. La Procura di Bergamo ha fotografato 1300 anziani morti in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Noi siamo entrati proprio in una residenza per anziani nella Bergamasca e abbiamo raccolto le toccanti testimonianze di un'infermiera e di un familiare. Vediamo. Io lavoro in una struttura, una fondazione Carisma. Quando è iniziato il tutto ci siamo visti entrare parenti con mascherine e noi non portarle. Quando ci sono state date le prime mascherine chirurgiche mi ricorderò sempre che l'ho tenuta 7 giorni perché non ce n'erano. Voi sapevate di rischiare la vita? Potevamo abbandonare i pazienti, anche perché non potevamo abbandonarli. Siamo arrivati a 100 operatori malati su 400, tanti colleghi sono andati a finire in ospedale. 80 morti su 500 ospiti, qui alla casa di riposo Carisma di Bergamo. Nessun operatore aveva fatto il tampone. E quindi gli asintomatici? Andavano lo stesso. Io potevo essere la causa. Io posso dirmi che ho colpa io che magari ho ucciso un paziente. Io non sto dormendo più di notte. Perché ho questo pensiero, chi me lo dice che sono stata io? Quante persone hai visto morire in questi mesi? Tanti. Tanti. A cui tanti volevo anche bene. Vederli da un giorno all'altro andare, che vengano a vedere i pazienti che muoiono o stenderti una mano come dire aiutami. Sara qui ha perso suo padre, era in stanza con infermieri senza mascherina. Dicevo, ma cavolo, ma perché io con la mascherina e né infermieri, né dottoresse, né le persone della polizia, nessuno con le mascherine, eppure vengono anche loro dall'esterno. Vogliono costituirsi parte civile con il coordinatore legale del comitato Noi Denunceremo, nato ieri dopo le 50.000 adesioni della pagina Facebook. Le ho incontrate, so le loro storie, ho acquisito la documentazione e vogliamo trovare la verità. Qui alla residenza Carisma, la più grande di Bergamo, ci accoglie il direttore generale a cui abbiamo riportato le testimonianze. In una Italia che non aveva una mascherina, non c'era uno che la produceva, è ovvio che... Ma le linee guida parlavano di Covid. Non sapevate chi erano perché non c'erano i tamponi? Non c'erano i tamponi, no. Forse erano sbagliate le linee guida. Cioè le linee guida parlano di Covid, ma qui c'erano 500 persone senza Covid, cioè non sapevi. E io dico, dove sono i Covid? È solo là. In quei 3 sono Covid? Bene, in quei 3 vai con la tua mascherina. Secondo lei avrebbero dovuto dire che dentro le RSA tutti dovevano girare con le protezioni a prescindere da Covid o non Covid? Almeno la mascherina chirurgica, l'hanno detto a fine marzo. Non abbassate mai la guardia.